canto numero 448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, benedirti, alleluia. Signore è degno d'ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua vera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e l'amore del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. È con gioia che oggi la comunità di Gemona, insieme ad altri frati che sicuramente vedrete in questa giornata, abbiamo gli 800 anni dell'istituzione della nostra regola, la regola dei frati minori. Se siamo qua a questa regola che San Francesco ha chiesto al Papa. Ma la regola è ancora un pezzo di carta, noi siamo qui per la misericordia del Signore, quella parola, quel Vangelo che Lui ha scritto dentro il nostro cuore per essere Suoi testimoni. E con questo sguardo che il Signore ci dà, essere Suoi testimoni dei tanti benefici che ci ha elargiti, iniziamo insieme questa celebrazione. Signore Gesù, che ci inviti ad essere piccoli e umili testimoni della Tua presenza nel mondo, abbi pietà di noi. Cristo, che ci inviti ad un ascolto nel profondo del nostro cuore, là dove Tu ci e ci insegni ad essere testimoni, abbi, Signore, che hai una profonda cura verso di noi, più dei passeri, più dei capelli del nostro capo, per dirci quanto ci ami e ci vuoi bene, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà, perché Tu solo Santo, Tu solo Simo Gesù Cristo. La gloria a Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della tua, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo, per i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nella bontà rispondi, mio Dio. Per te ho sopportato l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, che mi divora lo zelo per la carne. Gli insulti di chi ti ama ricadono su di me. Ma io rivolgo a te la mia Signore, nel benevolenza, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Vedano i poveri e dino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Dalla lettera di Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in su tutti. Parola di Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia. Lo spirito della verità di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, piedi nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico in tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconosce davanti agli uomini, però davanti al Padre mio che è nei cieli. E chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre. Parola del Signore. Pace bene, sono frate Lorenzo, vengo da Peschiera del Garda, della comunità dei frati minori, e dicevo, siamo qui con altri frati, proprio per ringraziare il Signore della sua grande misericordia con la quale ci ha chiamati, ma soprattutto anche per essere testimoni di presenza nel mondo, e tutti essere testimoni. Se sei un cristiano, sei un testimone di chi? Di Cristo, appunto, di Gesù. Ci vuole anche questa testimonianza. Ecco, ma spesso, come dire, siamo un po' inibiti a manifestare questa presenza viva dentro la nostra vita. Questo capita a tutti, capita a me, a te, non è così facile essere testimoni. Innanzitutto il Vangelo ci ricorda che per essere testimoni dobbiamo ascoltare il nostro cuore. Lì è il luogo dove il Signore ci parla. Se avete sentito proprio le prime righe, il Signore dice: tutto quello che vedono nell'orecchio voi ditelo dai tetti, tutto quello che ascoltate nel segreto voi manifestatelo all'esterno. E cos'è questo segreto? Se vi ricordate, Gesù quando ci invita a pregare, che cosa ci dice? Ci dice: e tu entra nel segreto della tua stanza, e lì in quel segreto il Padre tuo che vede nel segreto penserà. Cioè noi non possiamo pensare di essere testimoni se prima non ci fermiamo ad ascoltare quella voce che il Signore ci regala ogni giorno e che scrive dentro il nostro cuore. È lì che noi riceviamo la forza di essere testimoni. Se no, a poco serve essere testimoni. Ecco, ricordo un giovane che aveva partecipato alla Marcia della Pace, quella che si fa tra Perugia ed Assisi, un giorno piovosissimo, un sentiero tutto fangoso. Ecco, era riuscito, insomma, tutti erano riusciti a percorrere quella strada, quel pellegrinaggio, e sbandierando poi la pace. Poi è tornato a casa, era stanco morto, e la mamma gli fa: beh, fammi piacere, vai a comprare il pane che manca. Fa: mamma, ma non vedi che fuori piove? Cioè lui ha fatto tutto un giorno sotto la pioggia, poi per andare a comprare il pane non ci è andato. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se non ci ascoltiamo dentro possiamo sbandierare il nostro essere per la pace, cristiani, tutto quello che vogliamo, e poi difficilmente riusciamo ad essere anche testimoni. Testimoni vivi invece siamo proprio quando ci ascoltiamo
ascoltiamo in quel segreto del cuore. Ricordo poco più ormai di anni fa, c'è questa situazione di guerra a Brescia. Io prima ero a Brescia, arrivano un sacco di profughi dall'Ucraina. Cosa facciamo? Io prego, dico Signore, cosa dobbiamo fare? Insieme alla comunità preghiamo, cerchiamo di fare discernimento, preghiamo tutti e io dentro dico, io sento che il Signore ci dice di fare qualcosa, di accogliere. Non accoglierne uno, accoglierli, avevamo anche una bella struttura, siamo arrivati ad accoglierne 20, non sono 2, e 20 bisogna dargli da mangiare, preparare, bisogna pulire, bisogna organizzare, bisogna insegnargli il piano. E dentro di me c'era una paura tremenda, e se non ce la facciamo, e se non arriviamo, e il costo del gas all'estate, ecco, la paura, il Signore ce lo dice, no? Non abbiate paura. Quante volte lo dice? Come fai a essere testimone se continui ad aver paura? Cioè, se io continuo a fidarmi solo di me stesso, come io posso essere testimone? E come gli ho detto, Signore, io mi fido e vado con te. Guarda, vi assicuro, la provvidenza continuava a venire ad aiutarci, a portarci da mangiare, a tenerci. Ecco, una grazia dopo l'altra. E lì ho capito quanto il Signore ci dice, ascoltati, ascolta lì dove ti parlo e dopo vai. Non aver paura. E ce lo dice, pensate, nella Bibbia, questo non aver paura è stato 65 volte. Cioè, ogni giorno sembra che questa parola dice fidati di me, fidati di me. Ecco, quindi non solo ascoltare anche il nostro cuore, ma dare testimonianza di quello che siamo. Di qui, voi qua siete tanti anziani, e molti anziani mi dicono, ma come facciamo poi? Abbiamo i nipoti, e poi c'è il mio cognato che non vuole sapere di religione, se gli dico una preghiera dopo lui mi si arrabbia. Ecco, essere testimoni, ma testimoni non per imporre comunezza di qualcosa che ci abita. Se qualcuno ti chiedesse, ma tu sei cristiano, che cosa stai comunicando di bello del tuo essere cristiano? E uno dice la tristezza. Non è che noi comunichiamo la tristezza, comunichiamo la gioia, comunichiamo qualcosa di bello, qualcosa che ci abita dentro. Ma questo capita ogni giorno attraverso tanti modi. Pensate, c'era una persona che aveva una malattia, una cancrena, sempre peggio, va dai medici, in ospedale, cure, ricure, sempre peggio. E a un certo punto il Signore dice, guarda che tutti i capelli del tuo capo sono contati. Se un passero dovesse perire, io lo vedo, sono lì con lui a sostenere quella vita. Come vi dici, io sono con te in ogni momento, però una cosa tu non stai mai facendo. Dei medici, ma a me non hai mai chiesto di guarirti. Non hai mai fatto una preghiera per dirti, Signore, aiutami tu. E questa persona capisce quanto si sta fidando troppo di se stesso, poi nascono le paure, quanto invece adesso il Signore gli chiede di fidarsi di quel Dio che si prende cura di lui. Ebbene, inizia a fare una preghiera e proprio in quella preghiera va a fare le lastre, va a fare le ultime analisi e il medico gli dice tu non hai più niente. Come mai? Come mai? Questa è la gioia che il Signore chiede di comunicare. Come mai? Come mai sei guarito? Come mai stai bene? Come mai nella vita puoi usufruire delle cose che un altro non hanno? Bene, lui dice almeno è un miracolo, questo è il Signore che è intervenuto nella mia vita. Questa è una bella testimonianza. È un
dono che il Signore ti dà, comunicalo. Questa è la bellezza del nostro essere cristiani, comunicare i doni che il Signore ci dà. E poi concludo con, penso anche l'ultimo sguardo alla bellezza del Vangelo, nel quale il Signore ci dice, ecco, di continuare ad essere testimoni, ma anche nelle cose più semplici. Mi ricordo che in un santuario tipo come questo, che aveva una prospettiva, ecco, aperta davanti, con una strada che passava, che non era neanche una ciclabile, e c'erano delle persone che passavano, no? In bicicletta. Poi vedevano che la porta, vedevano che c'era una celebrazione, e allora qualcuno cosa faceva? Si fermava, a sinistra, non c'era nessuno, segno di croce veloce e poi via, no? E c'era un altro invece, gli altri che arrivavano, un bel segno di croce, una preghiera davanti a tutti. Sono cose semplici, ma dicono lo spessore del nostro essere cristiani. Come una volta mi trovavo a militare, un militare tira fuori nella camerata uno zaino e dallo zaino cade un crocifisso. Io vedo il crocifisso, subito col piede, pam, glielo mette sopra, si guarda spaventato, si era accorto, almeno lui pensava, pian piano abbassa lo zaino, prende il crocifisso, se lo mette in tasca e fa finta di niente. Un commilitone lo vede, gli va vicino e gli fa: tu mi fai cristiano, ma perché hai paura di esserlo? Ecco, vedete, a volte la paura un po' ce l'abbiamo dentro, quella di se uno vede che sono cristiano, se gli dico una parola in più. Ecco, il Signore oggi ci chiede proprio questo, la bellezza di testimoniare quello che abbiamo dentro. E questo lo possiamo fare a tavola, con un segno di croce, con la preghiera, lo possiamo fare lungo la strada, lo possiamo fare con gli altri, testimoniando la bellezza di quello che il Signore ci dona. Io per questo sono qua oggi, per dire grazie al Signore per avermi chiamato ed essere cristiano. Grazie per avermi mandato nel mondo, anche se non ho... ma la mia casa è un tetto come questo, sono delle persone belle come voi che sono qui per lodare il Signore, questi sono i miei fratelli e le mie sorelle. Io dico grazie Signore che mi hai chiamato e oggi sono qui a testimoniare questa tua presenza dentro il mio cuore e dentro il cuore di questi fratelli che insieme con me camminano. Ringraziando il Signore della sua presenza nella nostra vita, professiamo la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture,
salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo allo Spirito Santo, che il Signore gli dà la vita, e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Carissimi, innalziamo la nostra preghiera al Padre per mezzo del Signore Gesù. Egli ci doni nel compiere la nostra missione a servizio del Vangelo. Preghiamo insieme dicendo: soccorrici, o Signore. Soccorrici, o Signore. Perché attraverso la Chiesa, frutto del sacrificio di Cristo, giunga all'umanità un forte annuncio per gli uomini del nostro tempo. Preghiamo. Soccorrici, o Signore. Perché i ministri della Chiesa, irradiando la luce della parola con sapienza e autorevolezza, diffondano tra gli uomini il profumo della carità. Preghiamo. Soccorrici, o Signore. Perché nessuna legge o istituzione sia di impedimento all'attuazione del bene, ma su tutto prevalga il comandamento dell'amore. Preghiamo. Soccorrici, o Signore. La comunità non si lasci vincere dalla pigrizia o dalla paura di fronte agli insuccessi, ma con umiltà ponga la propria speranza nel Signore. Preghiamo. Soccorrici, o Signore. O Dio, che ci hai inviato uno spirito di forza e di coraggio, riscalda il nostro cuore, perché non si chiuda agli impulsi, con vigore il Vangelo della salvezza a tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presenti per noi cibo di vita eterna. Benedetto Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi, Dio, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi
con la potenza del tuo Santo Spirito, gli assicuri il tuo sostegno. Ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cielo e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice, di nuovo ti grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, amiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per i resi degni di stare alla presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui come in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, quelle persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli apostoli, martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
animati dalla grazia che grida Abba dentro il nostro cuore, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non lascia alla tentazione, ma liberaci. Pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco, ho tentennato un attimo, ma era proprio per dire che una persona mi aveva detto che i cristiani non veniva a messa perché i cristiani sono tutti musoni. No, ho detto, guarda, non è vero, se vieni a Gemona io ti mostro che non è così. Allora, il senso da dire, scambiate un segno di pace con un bel sorriso, scambiamoci un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla messa, di soltanto una parola di Dio. Il canto numero 329. A te ogni onore e gloria, onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio. A te ogni onore e gloria. Tu sommo bene, ogni bene, tutto il bene, tu solo buono. A te ogni onore e gloria. Tu sei il Santo Signore altissimo, sei onnipotente. A te ogni onore e gloria. Tu sei la pace, tu sei la gioia, sei la speranza. A te ogni onore e gloria. Tu sei bellezza, sei la grandezza, tu sei amore. A te ogni onore e gloria.
salvezza. A te ogni onore e gloria, a te onore e benedizione, ora e per sempre. A te ogni onore e gloria. Preghiamo. O Dio che ci hai inviato il tuo Spirito, o Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. E con ogni Santa Messa, il frate, uno appunto dei frati che siamo qui presenti, siamo appunto disposti per questa testimonianza e ringraziamento della nostra vocazione. Faccio una parentesi: 45 anni fa questo frate passava nella mia missionario, a distanza di 45 anni ci troviamo, ecco, nello stesso convento, per dire come veramente c'è da ringraziare il Signore per infiniti doni che mette nella nostra vita, e quando saremo davanti a Lui dovremo sfornare una serie di grazie infinite, così infinite che appunto il tempo non dovrà essere annullato per continuare, ecco, questa lode. Quindi grazie al Signore per la mia vocazione, la nostra vocazione, la tua vocazione di essere qui presente per lodarlo e ringraziarlo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, testimoniate l'amore e la misericordia del Signore, andate in pace. Numero 182. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio, annuncio di novità. Ave Maria, Ave Maria. Dio Padre scelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra,
sei madre di un uomo nuovo. Ave Maria, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e anche con tutti coloro che pregano con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, in modo particolare per i sofferenti, gli ammalati. Questa sera preghiamo Maria sotto il bellissimo titolo Maria che scioglie i nodi. Tutti quanti abbiamo dei nodi da sciogliere nella nostra vita, dei problemi, delle sofferenze, di momenti di buio, di smarrimento, forse anche di disperazione. Ecco, allora è normale che noi figli ci rivolgiamo a colei che ci è madre e che, essendo madre di Dio, ha la possibilità di intercedere per noi. Le affidiamo tutte le nostre sofferenze e quelle dei nostri fratelli. E questa sera meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario. Primo mistero della gloria, la risurrezione. Pietro disse alla folla: quel Gesù che voi avete fatto morire inchiodandolo al legno della croce, Dio lo ha risuscitato. Preghiamo per tutti coloro che non conoscono Dio e non hanno incontrato il Signore Gesù. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto